È successo al Marco Polo giovedì pomeriggio scorso verso le 17. Sembrava il solito tran tran per il trambusto dovuto all'operazione di imbarco in aeroporto, la lunga coda di gente, le valigie, i passaporti, quando alla malcapitata hostess di terra si è piazzato davanti il passeggero che pretendeva di salire a bordo dell'aereo senza il previsto, nonché obbligatorio, titolo di viaggio. È stato allora che, inalberato e su tutte le furie, tirando un pugno contro la barriera di plexiglass posta davanti proprio al viso dell'operatrice, l'ha rotta, mandandola in frantumi con le schegge impazzite finite sul volto della povera hostess, provocandole diverse ferite con vistose perdite di sangue. Immediato l'intervento della polizia aeroportuale, che ha subito fermato l'aggressore, che nel frattempo aveva tentato di sfuggire alle forze dell'ordine. L'hostess, che ha denunciato il suo aggressore, ha una diagnosi di almeno una settimana, visti i tagli e gli ematomi al volto subiti, con la Filt CGIL che propone un DASPO anche in aeroporto contro i violenti e per tutelare i lavoratori dello scalo veneziano, sempre più spesso sotto attacco di passeggeri maleducati, aggressivi e rissosi.